Ci troviamo in questo momento proprio nella sala d'attesa per i donatori? Sì, nella sala d'attesa per i donatori che afferiscono all'ospedale di Belluno. Poi ci sono alcuni donatori che afferiscono al distretto 2, quindi c'è un'analoga struttura a Feltre dove possono recarsi. Per quanto riguarda i donatori di midollo osseo, come funziona? Vengono qui, come li prendete in carico? Noi collaboriamo dalla sua fondazione con l'ADMO di Belluno e quindi di solito i donatori, anche se possono contattarci direttamente, sia tramite mail che telefonicamente per dare la propria disponibilità, in genere ci vengono segnalati dall'ADMO soprattutto a seguito delle campagne che vengono effettuate nelle scuole. C'è un'ottima attività di questo tipo per cui regolarmente arrivano ragazzi che sono stati sensibilizzati tramite appunto i volontari dell'ADMO. Quindi a noi arrivano i nominativi, noi poi provvediamo a contattarli, a metterli in appuntamento in base alla residenza. Quindi può essere che afferiscano a Feltre o a Belluno oppure alle loro preferenze. C'è chi va a scuola a Belluno anche se è residente a Feltre e viceversa e cerchiamo di favorire, diciamo, le loro preferenze, insomma, perché comunque non ci sono, diciamo, il percorso è lo stesso per entrambe le strutture. Quindi una volta che vengono qua, dopo aver firmato il consenso informato, se non sbaglio, si procede al classico esame del sangue per entrare nel registro? Sì, noi prima, diciamo, gli sottoponiamo tutta la documentazione informativa, però come ho avuto modo di dire anche recentemente, arrivano sempre più informati i ragazzi, per cui proprio grazie a questa attività che viene svolta nelle scuole, in genere sanno già di che cosa si tratta. In genere noi diamo poi delle informazioni aggiuntive tecniche, se vogliamo, perché è la cosa su cui possono avere qualche dubbio in più, e quindi poi procediamo, quando abbiamo fatto la valutazione di idoneità nel colloquio con il medico, procediamo al prelievo e quindi all'inserimento dei dati nel registro nazionale che è collegato con quello internazionale. Quando poi c'è il match, tra virgolette, cosa succede? Il trapianto viene effettuato dove eventualmente? Il trapianto viene effettuato, allora noi richiamiamo il donatore per un ulteriore prelievo, per la conferma della compatibilità, e si svolge tutto più o meno nello stesso modo del prelievo iniziale. Poi quando c'è la donazione vera e propria, la donazione viene effettuata a Verona. Prima di arrivare alla donazione, appena noi abbiamo l'indicazione dell'idoneità, della compatibilità effettiva da parte del nostro centro donatori di riferimento, contattiamo di nuovo il donatore, acquisiamo di nuovo la disponibilità, perché ovviamente può essere passato poco tempo o tanto tempo e quindi il donatore deve un attimo anche digerire così la notizia, perché ha un certo impatto emotivo, e quindi poi contattiamo anche l'ADMO che contatta il donatore per tutta la parte relativa diciamo quello che riguarda l'accompagnamento per le spese, il rimborso delle spese e tutto il resto. E quando il donatore poi ci conferma la sua disponibilità, noi la comunichiamo al nostro centro regionale di trapianti di Verona, e quindi poi il donatore, di solito loro danno un calendario per il colloquio, per stabilire, diciamo, poi tutte le varie cose che devono essere fatte in base al tipo di donazione che viene effettuata, se è una donazione di midollo osseo, per una donazione di cellule staminali da sangue periferico. Comunque poi viene fatto a Verona. Ecco, noi facciamo da tramite per quanto riguarda sia, diciamo, sempre la nostra parte riguarda proprio la gestione del donatore, e sia poi per i contatti, per i controlli successivi o quelli che si debbano fare immediatamente prima di poter fare la donazione effettiva.